Innanzitutto vorrei dire ai cittadini che sono molto attenti che la partita della ULSS unica non è una novità. Lo sarà per quelli che non si ricordano cosa dicevano in campagna elettorale, perché vi ricordo che le famose 7 ULSS regionali erano diventate un po' il mantra di tutti i partiti politici, no? Bisogna fare una ULSS per provincia, solo che c'è una differenza: io ho vinto le elezioni, la faccio, gli altri lo hanno solo detto. E siccome era un impegno elettorale scritto, depositato in Corte d'Appello nel mio programma di governo, io ho mantenuto quella parola che ho dato e ho presentato un progetto di legge che prevede la riduzione delle ULSS. Punto. I cittadini giustamente sono preoccupati. Anch'io mi preoccuperei se qualcuno ti viene a dire che un ULSS provinciale ti fa sparire gli ospedali, non trovi più i medici, non ti cureranno più, morirai per strada. E io farei la rivoluzione, siete anche troppo tranquilli. Ma la verità è che è solo un fatto amministrativo per noi, cioè non c'entra niente con la cura del cittadino e l'erogazione dei servizi, anche quelli amministrativi, non c'entra proprio niente. L'azienda zero non è altro che la condivisione di cose che si possono fare in un'unica realtà. Qualcuno mi vuole spiegare che senso ha avere una ventina di uffici legali in Veneto, uno per ogni ULSS? Se qualcuno me lo spiega, mi dà anche una spiegazione di natura manageriale. Qualcuno mi vuole spiegare che senso ha avere 300 dipendenti che si occupano dell'informatica delle ULSS? Penso che ci fosse un'unica realtà, magari forse riusciremo anche a farle dialogare queste ULSS, visto che ancora non dialogano tutte tra loro con sistemi che dialogano tra di loro. Qualcuno mi vuole spiegare che senso ha avere una ventina di uffici tecnici e di uffici che si occupano delle gare d'appalto per manufatti che poi facciamo ogni 10 anni, ogni 5 anni, cioè non è che si fa un ampliamento dell'ospedale ogni settimana. A me sembra l'ABC, no? Cioè non serve essere andati a scuola o essere premi Nobel di economia. In qualsiasi buona famiglia, quando studi economia ti dicono il principio del buon padre di famiglia, dici quelle cose che si possono fare assieme senza licenziare, ma pensando che il futuro vada in questa direzione. Tutto qua, non è nulla di più.